Buongiorno, ciao bellissimi, giorno 34. Oggi sono ripartito alle 9. Abbiamo una tappa pranzo a Grignasco da una famiglia che ci ha invitati e poi proseguiremo finché vogliamo, perché domani voglio arrivare a Biella, quindi oggi vorrei arrivare almeno a metà strada. Oggi ho un dolore sulla parte dorsale del piede e ho letto su vari blog che è probabilmente una cosa causata dal sovraccarico, quindi dal fatto di camminare tanto con del peso. Non credo che sia un'infiammazione o una tendinite, perché non fa ancora così male, però potrebbe anche diventarlo, e perciò sono molto contento che tra 3 giorni raggiungiamo Ivrea e ci fermiamo 4 giorni. Sarà una tappa importante per recuperare bene tutto quanto prima della Francia. Ciao Magico, ti saluta Brutus e la Diana Maggiora. Ciao YouTube! Ciao. Sono a Santuario, una frazione di Boca, che è un paesino, e c'è questo santuario, ma è gigantesco, è immenso. L'interno è abbastanza, diciamo, normale, ma l'ingresso, mi sento piccola. Ore 12:15, sono ancora lungo la strada per Grignasco e mi ha scritto una ragazza di nome Alessia che mi vorrebbe ospitare, lei con la sua famiglia, a Lozzolo. Quindi cambieremo strada, invece di salire verso l'alto scenderemo verso Gattinara e ci fermeremo lì. Domani faremo una tappa di circa 28 km, il che è fattibilissimo, in direzione di Biella. Quindi anche oggi abbiamo un tetto. Ciao! Ciao. Mi hai raggiunto? Ti ho raggiunto, ho detto tanto meglio 2 chiacchiere in più che 2 in meno. Bravo. Ciao! 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 Ore l'1:30, sono arrivato a Grignasco, mi è venuto incontro anche Davide, la persona che mi sta ospitando per il pranzo. Mi ha messo a disposizione anche il lavatoio, così posso dare una sciacquata ai calzetti, poi li metto ad asciugare. Adesso mi do una rinfrescata, penso che laverò un po' anche la camicia. E mi ha detto che per Lozzolo c'è una strada di soli 10 km, quindi penso che mi fermerò qui per qualche ora, così da camminare quando farà meno caldo. Buon appetito! Buon pomeriggio, sono le 4:30, sono ripartito da pochissimo da casa di Davide e Manuela. Abbiamo mangiato insieme, abbiamo parlato tantissimo. Ho scoperto che loro sono una famiglia molto legata al mondo degli scout e per questo probabilmente abbiamo un animo molto affine. Infatti abbiamo parlato di cose anche a livello spirituale in cui ci intendevamo alla perfezione. Prima di andare via mi hanno lasciato un bel bigliettino con un messaggio di incoraggiamento e di ringraziamento, e Davide mi ha anche disegnato una mappetta per raggiungere Lozzolo, dove sarò ospite stasera. E in questo preciso momento sto superando il fiume Sesia, o il torrente Sesia, che definisce il confine tra la provincia di Novara e quella di Vercelli. Adesso entriamo nella provincia di Vercelli. Ciao! Ma che carino questo borgo! Questo è il primo borgo che incontro della provincia di Vercelli e si chiama Vintebbio. È piccolino, è lungo la strada, ma sembra molto caratteristico, come direbbe Nazario. Ma sì, ma che carino, dai! Poi con anche la strada in ciottoli, ciottolato, molto bello.
Bello, bello. Sono capitato in una strada, un sentiero dove fanno anche motocross e mountain bike. Molto carino. Peccato che faccia caldissimo e non ci sono alberi a coprire il sentiero. C'è una conchiglia. Non credo che sia la mia, ma seguiamola. Sì, sì. Boom! Credo di essere in cima. Mamma mia! Mamma mia! Questa era ripida. Tagliava la collina su dritto per dritto. E avevo i moscerini e zanzare nelle orecchie. Che fastidino. Sto grondando sudore. Orco can! Siamo fregati. A caso ho raggiunto il rifugio degli alpini di Lozzolo. Dedicata alla Madonna della Grappa. Ah no, del Grappa. Le zanzare mi stanno uccidendo, ma vedo Lozzolo. Vedo Lozzolo, vedo una chiesa, vedo una grotta con una Madonnina. E siamo a Lozzolo. Sembra un po' deserta, ma è molto carino. Ah, che bel colore. Ti ospitiamo qui che la camera. Ah, bellissima. Ma che bella è. Ciao bellissimi, giorno 35. Alla fine ieri sera, dopo la faticaccia della collina, ho incontrato Alessia e la sua famiglia. Mi hanno accolto veramente con tanto affetto. Appena sono arrivato mi hanno proposto di lanciarmi in piscina, che ho fatto molto volentieri. Tra l'altro ne ho approfittato per massaggiare un po' il piede destro che mi fa ancora male. Credo che la pausa che farò nei prossimi giorni sarà molto importante da questo punto di vista. Poi ho passato la serata con loro, è stato molto piacevole. Buon appetito! Delle persone veramente alla mano, e poi anche la zona, un paesino molto isolato di campagna, mi sentivo molto a casa. L'unica pecca che era pieno di zanzare, non solo nel bosco ma anche lì fuori casa. Abbiamo cenato all'aperto e quindi ci hanno un po' mangiati. Stamattina sono ripartito, ho fatto colazione con loro, ho salutato tutti quanti con dei lunghissimi abbracci e ho conosciuto anche Alice, la sorella di Alessia, che mi ha accompagnato per un pezzetto fino alla provinciale. Grazie davvero. Ora sono accossato, ho fatto una pausa pranzo e adesso dovrei incontrare delle persone, tra le quali una mi vuole accompagnare fino a Biella, dove ci fermiamo oggi. Ciao! 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 Ecco, qui abbiamo il nostro camminatore che ci accompagna fino a Biella. Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, grande. A parte Nazario è la prima volta che qualcuno mi fa compagnia per una tratta abbastanza lunga. Ciao a tutti, Ciao. siamo Ciao. qua in compagnia di Simone che lui andrà, noi saremo qua accostato e gli auguriamo tutto un mondo di bene. Grazie. Ciao! Ciao! Ciao Davigliano! Arrivati a Biella ho scoperto che il nostro ospite in realtà non è proprio qui ma a Occhieppo, quindi dobbiamo fare ancora un paio di chilometri. Attraverseremo rapidamente la città, anzi faremo probabilmente una pausetta per incontrare tutti quelli che passano. Questa era Biella. Una cosa che ho notato è che dicono, in questa zona dicono molto ne. Ah, e c'è anche un'esclamazione simpatica che è Boia Faust. Ciao, sono da Biella! Molto simpatica come esclamazione, un po' come porca miseria. Boia Faust.
Ciao! Ciao! Ciao Gabriella! Un po' di più. Eccolo! Ciao! Eccoci, siamo arrivati a Occhieppo e ho conosciuto subito Alessandro e Sara che, pensate, sono giovanissimi, hanno rilevato una pizzeria e che giusto adesso mi hanno portato qui dove mi ospiteranno in questa stanzona con un super letto. Ho una doccia, un bagno, anzi praticamente tutto per me. Adesso facciamo una doccetta, ci sistemiamo e poi ci uniamo a loro che c'è anche il compleanno di una zia. Bellissimo. Oggi sono stanchetto e domani dovrò fare ancora 31 km con una salitina, ma poi ci riposiamo, quindi ce la facciamo. Ho un polpaccio un po' contratto, cosa che nei giorni scorsi non mi era ancora mai capitato. Mangi da Occhieppo inferiore!